Abusa della figlia di 5 anni in manette. Apriamo davvero con una brutta notizia. L'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di martedì 16 settembre 2025, notizie che troviamo sia sul Corriere delle Alpi sia sul Gazzettino di Belluno. In questo caso apriamo con l'approfondimento del Gazzettino di Belluno che troviamo a pagina 5. Oggi l'interrogatorio del 26enne accusato di atti sessuali con la sua bimba, inchiodato dai video che aveva messo in rete. La segnalazione alla polizia postale era stata presentata da un'associazione che aveva scovato nel web una chat sospetta. Arrestato con l'accusa di aver violentato sua figlia di appena 5 anni e aver poi diffuso video e immagini su una chat di pedofili. Una storia dell'orrore, quella portata alla luce dalla polizia postale del Veneto. L'indagine era stata avviata solo qualche mese fa su segnalazione di un'associazione che aveva scovato nel web una chat sospetta. Sotto inchiesta era finito un 26enne straniero che lavora nel bellunese, ma il peggio era venuto alla luce quando gli agenti avevano aperto il suo cellulare trovandovi le immagini della violenza sessuale commessa nei confronti della sua stessa bambina. Ora l'uomo è stato arrestato. Pesantissime le accuse che gli muove la Procura distrettuale di Venezia, competente per reati di tale gravità, con la sostituta procuratore Anna Andreatta, violenza sessuale nei confronti della bambina, produzione di materiale pedopornografico usando la stessa figlia, detenzione di materiale pedopornografico con protagonisti altri minori. Oggi l'uomo comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Benedetta Vitolo. Il timore era che potesse lasciare l'Italia, aveva trovato un lavoro nel bellunese con un'agenzia interinale, solo un contratto a tempo determinato per il giovane che aveva tutti i documenti pronti per l'espatrio, di cui l'urgenza degli inquirenti a procedere con l'arresto. La moglie e la figlia dell'uomo al momento sono state accolte in una struttura protetta. La donna, anche lei straniera e ancora poco inserita nella nuova realtà, non è al momento stata ascoltata dagli investigatori. L'organizzazione non governativa che ha dato alla luce il là alla successiva indagine della postale aveva scovato il materiale pedopornografico qualche mese fa. In particolare aveva segnalato gli scambi in rete di questo utente, poi rivelatosi il 26enne residente nel bellunese che aveva postato video e immagini terribili di atti sessuali con una bambina piccolissima sotto la doccia con un adulto. Sulla chat frequentata da pedofili l'uomo aveva sostenuto che si trattava della nipote. La verità era poi emersa ad inizio agosto dopo una perquisizione della postale nel domicilio del giovane. Così si era scoperto che la piccola ripresa era proprio la figlia con il padre, una ulteriore conferma che era arrivata dal particolare del bagno e della doccia corrispondenti in tutto a quelli del video. L'analisi forense nel cellulare aveva poi portato alla luce ben 4 video e 10 immagini con la figlia, oltre ad altro materiale pedopornografico, mentre le indagini della postale hanno accertato altre segnalazioni a carico dell'uomo a livello internazionale, sempre nell'ambito della pedopornografia, risalenti già 2 anni fa. Oggi, nell'interrogatorio davanti al giudice, il 26enne potrà fornire la sua versione dei fatti o avvalersi della facoltà di non rispondere. L'articolo a firma di Roberta Brunetti. Rimaniamo in questa pagina. Un altro fatto di cronaca torna dalla Sagra di Polpette. 15enne pestato, aggressore trovato subito dalla polizia, notizia che in questo caso ci porta a Ponte nelle Alpi. E ancora altri fatti di cronaca in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Viaggiano in 6 nell'auto senza assicurazione né revisione, operazione della polizia locale, tra i passeggeri anche un bambino seduto sulle ginocchia di un adulto. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Notizie in primo piano che interessa il capoluogo. L'ex sindaco deve risarcire caso Nisse Sportivamente Belluno. La Corte dei Conti conferma la sentenza di primo grado ma con sconto del 20% rispetto alla somma iniziale. Ci fu danno erariale di 405.000 euro, coinvolti Prade, l'allora assessore martire, e 2 manager. Condanna confermata con una riduzione dell'importo da pagare come risarcimento al comune. L'ex sindaco di Belluno Antonio Prada e l'ex assessore al bilancio e alla società partecipate Tiziana Martire e gli ex amministratori di Nisse Sportivamente Belluno Pio Paolo Benvenu e Patrick Dappos sono stati ritenuti responsabili del danno provocato a Sportivamente Belluno anche dalla Corte dei Conti di Roma. Il risarcimento deciso in primo grado, 405.000 euro, è stato ridotto del 20%. L'articolo di Alessia Forzini a pagina 17. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio in prima pagina al fatto di cronaca che abbiamo letto come notizia in primo piano per questa edizione di Edicola Belluno. Vive nel bellunese, violenta la figlia di 5 anni e posta i video, arrestato. Il padre ha 26 anni, risiede in provincia di Belluno, scoperto dalla polizia postale per le immagini diffuse nel dark web. L'approfondimento a pagina 12.
Varato a Longorone il nuovo ponte tra Dogna e Provagna, l'articolo di De Colla a pagina 26. Scottini invece firma questo articolo a pagina 23 che ci porta alla Mon. Festa senza fagioli, tutta colpa degli affidi alati. Annata nera per la coltivazione del fagiolo di Lamone, gli affidi alati hanno danneggiato le piante. Raccolto compromesso. E ancora foto di copertina: in montagna un settembre da tutto esaurito, migliaia di stranieri sulle Dolomiti con i soliti eccessi. Il CAI contro l'assalto dei turisti ai bivacchi in quota, l'articolo di Dalmas a pagina 18 e a pagina 19. Sport, show a Belluno, parliamo di pallavolo, omaggio al Vajont della Super Imoco, gli approfondimenti a pagina 34 e a pagina 35. Questa quindi è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano ovviamente è quella che abbiamo letto poc'anzi: orrore in casa, arrestato pedofilo, titolo a piena pagina. L'approfondimento letto è stato firmato da Brunetti e l'abbiamo trovato a pagina 5. Aggredisce quindicenne dalla sagra di Polpette, preso e denunciato, notizia già letta. La foto di copertina invece è dedicata al mondo della pallavolo in 1000 Lambioi per la Prosecco Doc Conegliano, campionesse e memoria nell'omaggio al Vajont. L'approfondimento di De Donà a pagina 2. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: fallimento NIS, amministratori pubblici condannati. L'articolo di Federica Fanta a pagina 5. Cencenighe, albergo senza eredi, in vendita il Dolomiti, l'articolo di Fontanive a pagina 11. E ancora un altro fatto di cronaca che ci porta nel Basso Feltrino: furto alle cantine Biasiotto, rubati ori e gioielli. Diverse migliaia di euro e ori e preziosi appartenuti alla nonna di Andrea Biasotto hanno costituito il bottino del furto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì scorsi all'interno dei locali della cantina Biasiotto a Vas. Come racconta lo stesso titolare Andrea, che assieme alla sorella Tatiana e al papà Luigi gestiscono la cantina sorta 4 generazioni fa. I ladri, dopo aver tagliato le robuste inferriate, si sono intrufolati passando per una piccola finestra all'interno della taverna posta sotto l'abitazione. Una volta entrati nella taverna e averla messa a soqquadro, si sono appropriati di ori e gioielli appartenuti a mia nonna. L'approfondimento di Mondin a pagina 9. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Paralimpiadi, rotoballe di fieno per la nuova pista di snowboard a Roncato. L'approfondimento di Dibona a pagina 13. Feltre lunedì prossimo in Duomo, 45 orchestrali e 24 coristi. L'approfondimento di Scartona a pagina 15. Ancora il progetto Il mondo che si muove per un turismo accessibile, l'articolo a firma di Federica Fant. Le Dolomiti Cadorine saranno protagoniste dell'iniziativa, una quarantina di disabili motori e mentali. Ieri la presentazione. Andiamo alla pagina 2 del Gazzettino di Belluno, notizia che interessa la memoria e lo sport. Le campionesse di tutto entusiasmano Lambioi, 1000 spettatori per la partita della memoria vinta al quinto set dallo squadrone di Conegliano. Il copresidente maschio: ci piacerebbe se questo diventasse un appuntamento fisso. Daniele Santarelli, reduce dai mondiali dove ha guidato la Turchia all'argento: sono stato più volte sulla diga da solo e con i miei genitori. L'approfondimento è a firma di Daniela De Donà. Passiamo a pagina 3, torna Un mondo che cambia. La seconda edizione vede 42 partecipanti con disabilità. Dal 18 al 21 settembre saranno sulle Dolomiti Cadorine. Testimonial sarà l'atleta paralimpico Moreno Pesce. Non siamo eroi, ma semplicemente persone da rispettare. Calendario fitto tra scuole, passeggiate e riflessioni. Al termine di ogni giornata i presenti pianteranno un albero del cammino. L'approfondimento a firma di Federica Fant. Continuiamo invece con pagina 7, NIS, 3 condanne per danno erariale. L'ex sindaco Prade, l'ex assessora martire e l'amministratore Benvenuti dovranno pagare un risarcimento di 405.000 euro. La società municipalizzata gestiva gli impianti sportivi del comune, in particolare i progetti riguardanti il Nevegal. Continuiamo con Feltre, pagina 8, alza bandiera per il nuovo anno, date il massimo. La cerimonia nelle scuole feltrine si è svolta ieri, presenti le autorità. E ancora dal Feltrino siamo alla Mon, festa del fagiolo, non saranno vendute sementi, le piante sono state attaccate dagli insetti, la produzione è scarsa. Ancora dal Feltrino, Serena del Grappa ha inaugurato il monumento al donatore, omaggio ai 60 anni della sezione. Siamo invece sempre nel Basso Feltrino, 7 ville, cantina Biasiotto, cassaforte scassinata, rubati ori e gioielli. I ladri hanno tranciato le inferriate, sono entrati dalla finestra, gli assegni buttati via, fuggendo tra incampi. Il titolare: in 70 anni di attività è la prima volta che veniamo derubati. L'articolo a firma di Fulvio e Mondin.
Un fatto di cronaca che ci fa rimanere a Setteville, articolo sempre di Mondin, imbratta la fontana di Alano, gesto da condannare. Proprio da lì parte la passeggiata di domenica 28 alla scoperta delle bellezze del territorio e vediamo appunto il danno provocato in questa fontana che si trova nel comune di Setteville. Da Setteville a Longarone, Dogna e Provagna da ieri più vicine, posato il ponte tra le due frazioni, opera attesa da decenni per contenere le colate dal Rui della Croce, 4 milioni il costo, soddisfatto il sindaco Roberto Padrin. Una grande emozione, ci è voluto del tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Ponte nelle Alpi, sensibilità ambientale e spirito civico, un successo la mattinata ecologica. E ancora notizie da spalle, Sedico a Misano Miotto porta la sua Audi al 7° posto. Siamo in Agordino, Cencenighe, Marco Fai si arrende e vende dopo 60 anni il suo hotel Dolomiti. I parenti non sono interessati a subentrare nella conduzione dello storico albergo, lui ha 68 anni e le energie scarseggiano. Canale d'Agordo, Ecomuseo, una sfida vinta, visitatori cresciuti del 20%, l'articolo è di Dario Fontanive. E ancora a Rocca Pietro, offese sui social, Budel si scusa, Vascellari ritira la querela. Carlo Budel si è scusato e Valentino Vascellari, legale rappresentante della società Marmolada, ha accettato. A comunicare la fine del procedimento penale è stata la stessa società Marmolada, dal 65 storica realtà imprenditoriale del territorio dolomitico. Il procedimento aveva preso avvio con la denuncia querela presentata proprio da Valentino Vascellari a seguito delle gravi affermazioni diffamatorie pubblicate sui social network da Carlo Budel. Siamo a pagina 13 del Gazzettino di Belluno, Paralimpiadi Fieno per lo snowboard, iniziato sulla pista Sanzani in zona Roncato l'allestimento del tracciato che servirà per le competizioni di marzo 2026. Dossi, curve, muraglie vengono preparati con rotoballe che poi saranno coperte dalla neve e integrate nel percorso. Santo Stefano, Torrenti Salone e Padola più sicuri, argini e vasche per quasi 900.000 euro. Il contributo arriva dalla Regione Veneto. E ancora cultura occidentale, all'evento c'è Donazzan. L'appuntamento è a Cortina d'Ampezzo. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi, la notizia riferita alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 18 e dalla seguente: turismo è un settembre d'oro, migliaia di stranieri ancora sulle Dolomiti da Oronzo fino a Falcade. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. Le prenotazioni per le tre cime vanno a gonfie vele, già superati i 3,3 milioni di euro incassati nel 2024. Una bella notizia quindi per il territorio della provincia di Belluno. Notizia che ovviamente è approfondita anche per una dichiarazione invece del CAI Veneto che non ci sta, i bivacchi sono ricoveri, sanzionare ogni abuso. Il presidente Abbruscato dice basta alla frequentazione fine a se stessa, le campagne social hanno stravolto il loro utilizzo ai fini emergenziali. Gli approfondimenti vi aspettano a firma di Francesco Dalmasse in queste due pagine del Corriere delle Alpi. Noi invece continuiamo con pagina 20, secondo foglio di via dopo le botte alla Sagra, ventenne denunciato per lesioni, individuato anche il rapinatore di un'anziana in via Feltre e un giovane di Belluno. Notizia trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo invece alle notizie che riguardano Feltre, articolo di Laura Milano, il disegno di Daria vince il mio palio, la giovane premiata ieri ai compagni. L'iniziativa, ieri alla festa d'inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco saluta gli allievi, poi l'alzabandiere con gli alpini. Siamo a pagina 24, rimaniamo nel Feltrino, siamo ad Arsier, Gianni si è fatto da solo, è stato bravo, Arsier lo festeggiò quando vinse l'Oscar, parla Laura Nicoli, la cugina arsedese dello scenografo e costumista internazionale 40, deceduto domenica. Passiamo a Limana, pagina 25, scarsità di preti e collaborazioni, Limana si interroga sulla parrocchia, la comunità dei fedeli convocata in assemblea per riflettere sul futuro della chiesa locale, Don Mario Doriguzzi faremo il punto sul rapporto con Visome, Castion e Levego Sagrogna. Borgo Valbelluna, i giovani scomparsi troppo presto ricordati con un concerto a Cesana, commozione in chiesa per la 18ª edizione dell'iniziativa musicale del gruppo frazionale nel segno della memoria. Limana, i nuovi nati nel 2024 celebrati dal paese con una festa e doni, e vediamo in questo scatto, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, la foto di gruppo per genitori e figli alla festa del bambino.
Continuiamo con pagina 28, notizie che ci portano a Cortina. Il cantiere per l'Apollonio Socrepes è stato trasferito alla stazione di partenza. Operai e mezzi si sono spostati a Revis, già innalzato un muraglione, l'ex studio veterinario pronto per l'abbattimento. De Zanna ribatte a Semico, ostinazione incredibile, botta e risposta attorno allo squarcio del terreno dell'area dei lavori. La consigliera: confidiamo che gli esposti provochino interventi. Gli approfondimenti vi aspettano in questa pagina del Corriere delle Alpi. Noi invece continuiamo con notizie riferite al Cadore e al Comelico. In questo caso siamo a Santo Stefano, messa in sicurezza del Padola. I lavori sono in dirittura. Il consolidamento permetterà di realizzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Bottacina, l'assessore regionale, quasi 900.000 euro investiti in questo e in altri 2 interventi. Seconda edizione del progetto, un mondo che si muove da Belluno al Cadore, turismo accessibile, notizia trovata anche sul Gazzettino di Belluno. Da Cortina invece gregge di 1000 pecore ripulisce i prati, oggi tosatura a Guarnier. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Spettacoli. Carlotto e ritorno dell'alligatore, il suo personaggio più amato, un nuovo noir, ma in un paese che sta cambiando. Molti crimini non sono più percepiti come tali e la polizia ha le mani più libere. L'intervista è firma di Niccolò Menniti Ippolito. Per quanto riguarda invece la rubrica Giorno e Notte, notizie culturali dedicate al territorio bellunese, i libri hanno preso vita nel borgo di Gnano una domenica tra parole, colori e sorrisi. Un successo l'evento organizzato a Santa Giustina dal gruppo Las Palabras, al lavoro 140 volontari, 76 gli attori. Ed ecco alcuni scatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Domani invece a Villa Pato un convegno per ricordare Tabor, la storia del cesolino nella Resistenza. E concludiamo con lo sport bellunese. Gli ex Marangone e Perez spronano la Dolomiti, la paura sparirà dopo la prima vittoria. Calcio di Serie C, il bomber e il capitano erano sabato a Fontana Fredda, la squadra è giovane e Mazzanini la sta mettendo bene in campo. Il servizio a firma di Gianluca da Poian. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.